Sì, sì. Buongiorno a tutti, benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore Gesù. Vi invito già ad alzarvi in piedi. È un privilegio essere alla presenza di Dio insieme ai nostri fratelli. Preghiamo anche per i nostri fratelli che stanno arrivando, no? Sapete che il popolo di Dio, no? Ognuno arriva col suo meridiano, con il suo fuso orario, no? Con calma, tutto il popolo di Dio si riunisce. Io vorrei leggere un testo insieme a voi per cominciare il nostro culto che si trova nel libro di Isaia, capitolo 61, due versetti molto famosi che ci danno il là questa mattina per cominciare il nostro culto. E dice così la parola di Dio: lo Spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Questa è stata la profezia che Gesù ha esplicitato nella prima volta che lui ha predicato in una sinagoga, no? Nella sinagoga della sua città di Nazareth, e lui ha detto: oggi la profezia si è compiuta, ossia io sono quel Dio che voi, quel Messia che voi aspettavate. E la cosa che è meravigliosa per il popolo di Dio oggi è che lo stesso Gesù cammina in mezzo alla sua Chiesa e vuole fare le stesse cose: guarire quelli che sono malati, liberare il carcere da quelli che sono imprigionati, fare delle opere meravigliose in mezzo al suo popolo. E siamo qua per conoscere più a fondo il nostro Dio, per quello che Lui è, non per quello che noi ci immaginiamo. Il nostro Dio è un Dio che guarisce e che libera. E io vorrei pregare insieme a te perché il Signore possa veramente fare un'opera profonda nelle nostre vite stamattina. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore. Immagina questo Cristo, questo Gesù, il nostro Signore, che cammina in mezzo alle file della sua Chiesa. La Chiesa di Dio è la famiglia di Dio. E Lui, come un padre, va a toccare i cuori, va a toccare le menti, l'anima di tutti noi. Tutti noi abbiamo bisogno di questo tocco guaritore, di questo tocco liberatore da parte del Signore. Qualcosa il Signore vuole fare nella mia vita e nella tua vita stamattina. Nostro Dio, nostro Padre, metto nelle tue mani, Signore, questo culto, questa celebrazione della tua persona, e ti chiediamo, Signore, che tu possa, come ha pregato Mosè, Signore, mostrami la tua gloria, mostrami il tuo volto, mostrami chi tu sei. E Signore, che la tua Chiesa sia pronta, che tutti noi siamo pronti, Signore, come un terreno, Padre, pronto per ricevere la semina. Ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù che tu possa veramente fare un'opera meravigliosa stamattina. Grazie, Padre, perché possiamo essere riuniti nel tuo nome, e nel tuo nome noi preghiamo questa mattina, nel nome di Gesù, il nome meraviglioso che è al di sopra di ogni altro nome, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di lodare il Signore, ti invito a lasciare il tuo posto, andare a salutare una persona vicino a te, dietro di te, a dare una parola di benedizione al tuo fratello o alla tua sorella. Impossibile
verrà su una nuvola, prima o poi ritornerà. La tromba suonerà, di gloria splenderà. Lo innalziamo insieme e giubiliamo. Amen. Innalziamo il nome del nostro Signore insieme oggi. Signore, Gesù il nostro 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 Signore. Gesù è il nostro Signore, Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, noi innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte su Gesù. Gesù verrà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, noi insieme giubiliamo, sul monte su Gesù ritornerà. Alleluia. Se tu sarai sempre accanto al Signore, se tu seguirai sempre i Suoi comandamenti, il Signore sarà con te. È possibile che guarderai a destra e a sinistra, non riuscirai a riconoscerlo, ma il Signore sarà lì con te. Se tu non vedi magari i Suoi passi, non vedi Gesù dove sei, il Signore è lì con te, il Signore ti sta dando aiuto. E la prossima canzone fa così: non devi temere, non devi più avere vergogna, perché il mio amore da te non si allontanerà. Amen? Cantiamo questa canzone.
di te. Non devi temere, non devi più avere vergogna, perché il mio amore da te non si allontanerà. Nessuna pressione, nessuna arma contro il tuo bene potrà mai prosperare, perché avrò cura di te. Allarga il luogo della tua dimora, allarga il luogo della tua dimora, distendi i fedeli senza risparmio, distendi i fedeli senza risparmio, allunga le corde di forza che vuole, allunga le corde di forza che vuole, perché ti spanderai, sì ti spanderai, a destra e a sinistra, Allarga. a nord e a sud, allarga il luogo della tua dimora, allarga il luogo della tua dimora, stendi i fedeli senza risparmio, stendi i fedeli senza risparmio, allunga le corde di forza che vuole, allunga le corde di forza che vuole, perché ti spanderai, sì ti spanderai, a destra e a sinistra, a nord e a sud, alleluia. Un nuovo risveglio il Padre ha in serbo per noi, una nuova storia, un nuovo inizio, un lasciare dietro alle spalle tutto quanto per iniziare un nuovo cammino, ma secondo il suo volere. E questa, quello che dice questa prossima canzone: esci dalla tua tenda, ti mostrerò le stelle del cielo, dimmi se le puoi contare, tutto quello che ho sognato per te è qui e starà arrivando e arriverà. Cantiamo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio,
sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Una nuova storia Dio ha per me, un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Una nuova storia Dio ha per me, un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore. Chiedo che noi possiamo entrare in un momento di preghiera prima di iniziare il nostro culto, prima di iniziare la nostra predica. Chiedo che noi possiamo portare le nostre vite al Signore questa mattina. Signore, ti ringrazio, Padre, perché tu hai un futuro migliore per noi, Padre. Tutto quello che noi immaginiamo, Padre, tu hai in piano qualcosa di molto più grande, Padre, qualcosa che noi non immaginiamo nemmeno. Se solo noi prendessimo le nostre decisioni, le nostre sicurezze, Padre, le dessimo a te, tu potresti fare molto di più, Padre, tu potresti preparare molto meglio, Padre. Io prego che noi oggi possiamo guardare soltanto a te, Padre, soltanto quello che tu vuoi per le nostre vite, Padre, e che sarà migliore, una nuova storia, un nuovo tempo tu hai per noi, Padre, più di quello che noi abbiamo mai immaginato, e che noi possiamo un giorno, Padre, vederlo avverare, Padre. Ti ringrazio per tutto quello che ci dai ogni giorno, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, carissimi. Chi è stato qua al culto giovane ieri sera? Alzi la mano. Sei stato benedetto ieri sera? Bene. Allora noi abbiamo non solo l'onore ma anche il privilegio di avere qua due uomini di Dio, il pastore Fabio, ci conosciamo quasi da 30 anni, no? 27 per l'esaltezza, come detto. Era un bambino, esatto. E abbiamo lavorato insieme nella chiesa di Mantova, oggi lui è pastore in una chiesa di Roma, e abbiamo il pastore Vander che è un pastore di una chiesa grandissima là a Rio de Janeiro. Provate a immaginare un numero 9.000 membri, ok? Quindi ieri sera abbiamo ricevuto tanto dal Signore, ma io so che il Signore ha tanto da darci anche stamattina, perciò che il Signore vi benedica nella traduzione, nella predica, e che il Signore vi usi per la sua gloria. Amen? Dio vi benedica. Buongiorno a tutti, vi saluto con la grazia e la pace del Signore Gesù. Amen. È un privilegio per me essere qui stamattina, avrei voluto essere qui con la presenza del pastore Caio, nostro amico di lunga data, ma lui è in Brasile, non mancherà l'opportunità. Quindi io e il pastor Vander vorremmo ringraziare il pastore Caio, ringraziare la Chiesa, ringraziare il pastore Sandro e Isa, che ci avete accolti veramente a braccia aperte, che il Signore possa continuare a benedire grandemente la vostra vita nel nome di Gesù.
Eu quero agradecer esse privilégio de ter estado com os irmãos. Io voglio ringraziare il privilegio di essere qui con voi. Desde ontem, quando estive falando aos jovens, e agora pela manhã com a igreja. Da ieri, quando ho avuto l'opportunità di parlare ai giovani, e stamattina alla Chiesa. Alguns anos atrás eu estive nesta igreja com o pastor Caio. Qualche anno fa sono stato in questa chiesa, c'era anche il pastore Caio. E eu pude ver agora como Deus tem abençoado a vida de vocês. E io ho potuto vedere ora come Dio vi ha benedetto. Que o Senhor continue fazendo uma grande obra nesta igreja. Che il Signore continua a fare una grande opera in questa chiesa. Mas eu gostaria nesta manhã de refletir com você no Salmo 137. Stamattina mi piacerebbe riflettere con voi sul Salmo 137. Pastor Fábio vai estar lendo o Salmo, nós vamos estar refletindo neste Salmo tão importante da Bíblia. Il pastore Fabio leggerà il Salmo e noi rifletteremo su questo Salmo così importante della Bibbia. Salmo 137. L'esilio. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevano appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzoni di Sion. Come potremo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela fin dalle fondamenta, figlie di Babilonia, che devi essere distrutta. Beato chi darà la retribuzione del male che ci hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Este salmo é salmo bem difícil para nós entendermos. Questo è un salmo molto difficile da comprendere. Este é salmo que foi produzido no cativeiro da Babilônia. Questo è un salmo che è stato prodotto durante il periodo della cattività in Babilonia. Alguns estudiosos da Bíblia atribuem este salmo ao profeta Jeremias. Alcuni studiosi attribuiscono questo salmo al profeta Geremia. Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Israele ha trascorso 70 anni in cattività in Babilonia. E por que Israel foi para a Babilônia? E perché Israele è stato deportato in Babilonia? Foi uma maneira de Deus disciplinar Israel. È stato un modo che Dio ha usato per disciplinare Israele. Às vezes Deus nos deixa passar sofrimentos para disciplina. A volte Dio ci permette passare per dei momenti di sofferenza per disciplinarci. Toda vez que você que é crente passar um momento de sofrimento, ogni volta che tu credente passerai per un momento di sofferenza, que você possa estar em contato com Deus para saber, Senhor, qual é o propósito desta luta. Che tu possa essere in contatto, in comunione con Dio per comprendere qual è lo scopo di questa lotta. Deus não quer nos maltratar. Dio non vuole maltrattarci. Deus nos ama. Dio ci ama. Mas a Bíblia diz que Deus também disciplina a nossa vida. Ma la Bibbia dice anche che Dio ci mette anche in disciplina. Israel estava no cativeiro babilônico por disciplina. Israele si trovava in cattività in Babilonia a causa di una disciplina. Este salmo é o salmo de uma alma que está sangrando. Questo è il salmo di un'anima che sanguina. É a imagem dos corações dos israelitas que estavam no cativeiro. È l'immagine dei cuori degli israeliani che si trovavano in cattività. Muitos foram mortos. Molti sono stati uccisi. Mas muitos foram levados para o cativeiro na Babilônia. Ma molti sono stati deportati in cattività in Babilonia. E a Bíblia mostra para nós que este momento de cativeiro é momento de aprisionamento interior. E la Bibbia ci fa vedere che questo momento di cattività è un momento di imprigionamento interiore. O texto diz que da Babilônia se ouviam os gritos dos cativos. La Bibbia dice che dalla Babilonia si sentivano le urla di quelli che erano in cattività. Há 3 tipos de cativeiro que o homem pode passar. Ci sono 3 tipi di cattività che un uomo possa passare. Eu posso estar cativo fisicamente numa prisão. Io posso trovarmi in cattività, imprigionati in una cella.
cella, mas eu posso também estar preso emocionalmente. ma io posso anche essere imprigionato emotivamente. Pessoas que passaram traumas e ferimentos. Persone che sono passate per traumi e ferite, Pessoas que passaram problemas psicológicos muito graves. persone che hanno dovuto affrontare delle problematiche psicologiche gravi. Elas podem estar em cativeiro interior. Può darsi che si trovino in cattività interiore. Muitas doenças emocionais são frutos de cativeiros interiores. Molte malattie emozionali sono frutto di cattività interiore. Uma pessoa que passa, por exemplo, por depressão, por ansiedade, é uma espécie de cativeiro no coração. Una persona che passa per depressione, crisi d'ansia, ansietà, ha una sorta di imprigionamento nel cuore. Quando nós pecamos, o nosso emocional também caiu. Quando noi abbiamo peccato, anche il nostro emozionale è caduto. O nosso eu foi afetado. E il nostro io è stato affetto. Por isso que nós temos tantos problemas emocionais. Ed è per questo che noi abbiamo tanti problemi di ordine emotivo. O pecado trouxe morte, trouxe perturbações emocionais. Il peccato ha portato con sé morti e disturbi emotivi. Então uma pessoa pode estar presa fisicamente, E quindi una persona può essere imprigionata fisicamente, mas ela pode estar presa emocionalmente. ma può essere anche imprigionata emozionalmente. Ela não consegue ser feliz dentro dela. Non riesce ad essere felice, a trovare la felicità dentro di sé. Ela sofre muitas perturbações emocionais. Soffre di molti disturbi emotivi. Mas há um outro tipo de cativeiro. Ma c'è un'altra tipologia di cattività. Já falei do cativeiro físico e do cativeiro psicológico. Io ho parlato della cattività fisica, della cattività psicologica, Mas há um cativeiro também espiritual. ma c'è anche la cattività spirituale. O cativeiro onde as pessoas estão aprisionadas por forças malignas. E la cattività in cui le persone si trovano aprigionate dalle forze maligne. Quando nós olhamos este salmo, nós vemos pessoas que estão aprisionadas. Quando noi leggiamo questo salmo ci rendiamo conto che ci sono lì delle persone imprigionate. Eu não sei como você está nesta manhã. Io non so come ti trovi stamattina. Ninguém aqui está numa cadeia. Nessuno è imprigionato in un carcere. Ninguém está num cárcere. Nessuno si trova in una prigione. Mas talvez você possa ter entrado aqui com algum tipo de perturbação emocional. Ma può darsi che tu sei entrato in questa sala con qualcosa, con qualche disturbo di livello emotivo. E essas perturbações, elas ferem o coração da E gente. questi disturbi feriscono il nostro cuore. Olha o versículo 1 do salmo que nós acabamos de ler. Guardate il versetto primo del salmo che abbiamo appena letto. Eles sentavam à margem do rio, dos rios da Babilônia. Loro si sedevano presso i fiumi di Babilonia E eles sentavam para chorar. e loro si sedevano e piangevano. Haviam dois rios importantes ali. C'erano due fiumi importanti O lì. rio Eufrates e o rio Quebar. Il fiume Eufrate e il fiume Chebar. Há muitos anos atrás, quando o Iraque estava em guerra, Molti anni fa, quando l'Iraq si trovava in guerra, a Babilônia fica exatamente onde é o Iraque geograficamente. la Babilonia si trovava esattamente dove oggi c'è l'odierno Iraq. Eu estive com um grupo de pastores falando a muitos líderes no Iraque. Io sono stato con un gruppo di pastori a parlare a molti leader lì in Iraq. E eu passei num lugar perto do rio Quebar. E io sono passato vicino a un posto vicino al fiume Chebar. E eu me lembrei do Salmo E 137. io mi sono ricordato del Salmo 137. Vários jovens estavam sentados na beira do rio. C'erano molti giovani seduti ai pressi del fiume. Estavam conversando, estavam se alegrando. Loro parlavano, loro si rallegravano. Mas na época deste salmo não era assim. Ma all'epoca di questo salmo non era così. Eles sentavam na beira do rio e começavam a chorar. Loro si sedevano presso il fiume e iniziavano a piangere. Os israelitas estavam em cativeiro. Gli israeliani si trovavano in cattività. E eu posso dizer a você que o cativeiro de Israel era dos 3 níveis. E io posso dirti che la cattività di Israele si trovava ai 3 livelli. Eles estavam cativos fisicamente na prisão, Loro si trovavano in cattività fisicamente, erano imprigionati numa terra in estranha, una terra straniera, deixaram seu povo, avevano lasciato il loro popolo, deixaram sua cultura. hanno lasciato la loro cultura, Muitos amigos estavam mortos, molti amici erano morti, mas eles estavam também emocionalmente cativos. ma loro si trovavano anche in cattività dal punto di vista emozionale E estavam espiritualmente cativos. e si trovavano anche in cattività spirituale. Quando você olha para o Salmo, você vê que eles não estavam bem emocionalmente nem espiritualmente. Quando leggiamo il Salmo ci rendiamo conto che non si trovavano bene dal punto di vista
emozionale. E eles estavam sentados chorando na beira do rio. E loro si trovavano lì seduti che piangevano nei pressi dei fiumi. Havia tristeza no coração. C'era tristezza nel loro A cuore. alegria se perdeu. La gioia si era persa. Uma dor tomou conta da alma Un deles. dolore si è impadronito della loro anima. O coração estava sangrando e ferido. Il cuore era sanguinante e ferito. Eu não sei como você, meu irmão, minha irmã, veio aqui hoje. Io non so come tu, mio fratello, mia sorella, sei arrivato qui oggi. Pode ser que você também esteja aqui, mas com o coração sangrando. Può darsi che tu ti trovi qui stamattina ma con un cuore sanguinante. Alguma coisa que aconteceu ontem na sua casa. Qualcosa è successo ieri in casa tua. Alguma coisa que aconteceu na outra semana ou alguns meses atrás. Qualcosa è successo la settimana scorsa o qualche mese fa. Mas este salmo é muito importante. Ma questo salmo è molto importante. Porque ele vai nos ensinar como curar o coração ferido. Perché ci insegna come guarire il cuore ferito. Como é que Deus trata uma pessoa ferida? Come Dio tratta una persona ferita. Como é que o Espírito Santo vai cuidar de uma pessoa adoecida no Come coração? lo Spirito Santo si prende cura di una persona malata da questo punto di vista. Todos nós que estamos aqui passamos momentos difíceis. Tutti noi che siamo qui passiamo per dei momenti difficili. Em algum momento da nossa vida nós também somos feridos. In qualche momento della nostra vita siamo stati o saremo feriti. Certamente você já foi ferido um dia. Sicuramente tu sei stato ferito un giorno. Você pode estar ferido hoje, Può darsi che tu oggi sei ferito. mas você também pode ser ferido amanhã. Ma può darsi che tu sarai ferito un domani. Mas agora o mais importante, Ma adesso la cosa più importante, sabendo que nós podemos ser feridos, sapendo che noi possiamo essere feriti, que o nosso eu é frágil. che il nostro io è fragile. O que a Bíblia nos ensina para curar o coração ferido? Che cosa la Bibbia ci insegna per guarire il cuore ferito? Eu queria que você anotasse alguns passos importantes. Io vorrei che tu prendessi appunto di alcuni passi importanti. Passos que você deve dar quando você estiver ferido. Passi che tu devi dare quando ti troverai in una situazione del genere. Quando a sua alma estiver em angústia. Quando la tua anima sarà in angoscia. Quando a tristeza tomar conta de você. Quando la tristezza si impadronirà di te. E eu gostaria que você anotasse no seu coração. E mi piacerebbe che tu prendessi degli appunti nel tuo cuore. A primeira coisa que Deus quer da sua vida La prima cosa che Dio vuole da te é que você se levante da beira do rio. è che tu ti alzi dal presso dei fiumi. Aqui dai presso está dei fiumi. uma metáfora, uma imagem. Qui c'è una metafora, c'è un'immagine. Levantar-se da beira do rio. Alzarsi dai presso i fiumi. Não adianta você ficar chorando sentado na beira do È rio. inutile che tu ti trovi lì seduto a piangere ai pressi dei fiumi. Sim, há um momento que nós choramos. Se c'è stato un momento in cui abbiamo pianto, Jesus chorou. Gesù ha pianto. A tristeza vem. La tristezza arriva. O problema não é chorar. Il problema non è O piangere. problema é permanecer sentado na beira do rio. Il problema è rimanere seduto presso i fiumi. Deus não quer que ninguém fique sentado na beira do rio Dio non chorando. vuole che nessuno rimanga seduto ai pressi dei fiumi. Você tem que se levantar. Tu ti devi alzare. Nesta manhã a mensagem de Deus para você é essa. In questa mattina il messaggio di Dio per te è questo. Você tem que fazer um movimento. Tu devi fare un movimento. Esse movimento é seu. Questo movimento è tuo. Deus age Dio agisce a partir dos nossos a movimentos. partire dai nostri movimenti. Quando você aceitou Jesus, Quando tu hai accettato Gesù, quando você entregou sua vida a quando Jesus, tu hai consegnato la tua vita a Gesù, você fez um movimento. tu hai fatto un movimento. E aí o Espírito Santo veio sobre E você. quindi lo Spirito Santo è venuto su di te. O movimento que Deus pede a nós, Il movimento che Dio ci chiede a um coração ferido, a un cuore ferito é que você se levante. è che tu ti rialzi. Se você se levantar, Ele vai fazer a Se obra. tu ti rialzerai, Lui farà l'opera. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Lui farà quello che tu non puoi fare. Ele vai levantar o seu emocional. Lui rialzerà il tuo emozionale. Ele vai tratar a sua vida. Lui tratterà con la tua Ele vita. vai curar o coração Lui ferido. guarirà il cuore ferito. Você acredita Tu nisso? crede a questo? Então você tem que se levantar hoje Quindi de tu ti manhã. devi rialzare stamattina. Diga a Deus. Che tu possa dire a Dio. Diga a você mesmo. Che tu
possa dire a te eu stesso: vou me levantar. io mi alzerò, Eu vou me levantar. io mi alzerò, Eu vou me io levantar. mi alzerò, Eu vou me levantar. io mi alzerò. O rio não é o lugar onde Deus quer você. E presso i fiumi non è il posto dove Dio ti vuole seduto. A beira do rio é um lugar de passagem. Presso i fiumi è un luogo di passaggio. Todos nós passamos pela beira do rio. Tutti noi passiamo da presso i Todos fiumi. nós choramos. Tutti noi abbiamo pianto. Entramos em tristeza, em Tutti noi angústia. entriamo in tristezza e angoscia. Mas nós não podemos permanecer neste lugar. Ma noi non possiamo rimanere in questo posto. Que a palavra do Senhor Perché la parola del Signore, possa entrar na sua alma che la hoje pela parola del manhã. Signore possa entrare nella tua anima stamattina. Eu vim do Brasil para trazer essa mensagem a você. Io sono arrivato dal Brasile per portarti questo messaggio. E Deus colocou essa palavra no meu E coração. Dio ha messo questo messaggio nel mio cuore. Porque Ele sabia quem estava aqui para ouvir. Perché lui sapeva chi sarebbe stato qui stamattina per sentire questo messaggio. Eu não conheço você, Io non ti conosco, mas Deus conhece. ma Dio ti conosce. Ele sabe do que você está precisando. Lui sa di quello che hai bisogno. Ele sabe das tuas angústias, Lui sa delle tue angosce. dos ferimentos da alma, Lui sa delle tue ferite dell'anima, do coração sangrando. del tuo cuore sanguinante. E a palavra do Senhor é: levante-se agora. E la parola del Signore è: rialzati adesso. Deus está dizendo a você: levante-se Dio agora. ti sta dicendo: alzati adesso. Mas essa é uma decisão que você vai Ma tomar. questa è una decisione che tu devi prendere. Nós temos o livre-arbítrio. Noi abbiamo il libero arbitrio. Muitas vezes Deus quer alguma coisa para nós. Molte volte Dio ha qualcosa per noi. Deus quer um caminho para nós. Dio traccia un cammino per noi. Mas nós não queremos caminhar. Ma noi non vogliamo camminare. Nós não tomamos a decisão. Noi non prendiamo una decisione. Então você precisa tomar essa E quindi decisão. tu devi prendere questa E decisione. que você possa dizer a você Che mesmo: tu possa dire a te stesso: em nome de Jesus, nel nome di Gesù, eu vou me io levantar. mi rialzerò. Eu vou me Io levantar. mi rialzerò. Repete isso com o pastor. Che tu possa ripetere con il pastore: Eu vou me io levantar. mi rialzerò. Eu vou me Io levantar. mi rialzerò. Então a primeira forma que Deus trata o coração ferido Quindi la prima modalità con cui Dio tratta il cuore ferito é quando você toma uma decisão de não ficar naquele lugar. è quando tu prendi la decisione di non restare in quel posto. Eu não vou ficar aqui. Io non resterò qui. Eu não vou ficar na tristeza. Io non resterò nella Eu não vou ficar na tristezza. depressão. Io non resterò lì in quel posto. Eu não vou ficar com medo. Io non resterò con paura. Essas emoções humanas, Queste emozioni umane elas vão passar passeranno e Deus vai tratar meu e coração. Dio tratterà il mio cuore. E naquela época não haviam E terapeutas. in quell'epoca non c'erano dei A terapeuti. ciência não havia evoluído. La scienza non era evoluta. Não havia medicina. Non c'erano dei medicinali. Não como nós conhecemos Non hoje. come noi conosciamo oggi. Mas havia um Deus. Ma c'era un Dio. Havia um Espírito. C'era uno spirito. E que Deus agia nas E pessoas. Dio agiva nella vita delle persone. O Deus que agiu ontem vai agir Il hoje. Dio che ha agito nel passato agirà oggi. O Deus que trabalhou ontem vai trabalhar Il Dio hoje. che ha lavorato ieri lavorerà oggi. Eu vou me levantar. Io mi rialzerò. Eu vou me Io mi levantar. rialzerò. Mas há uma segunda coisa importante. Ma c'è una seconda cosa importante. Um coração ferido. Un cuore ferito. Uma pessoa aprisionada. Una persona imprigionata. Seja emocionalmente ou espiritualmente. Sia emotivamente che spiritualmente. Ela precisa tomar um outro Ha movimento. bisogno di fare un altro movimento. É uma outra imagem. È un'altra immagine. É uma outra È metáfora. un'altra metafora. Retire as suas harpas do salgueiro. Che tu possa ritirare l'arpa dai salici. É o que o texto está dizendo. È ciò che il testo dice. Os babilônicos sabiam da fama de Israel. I babilonesi conoscevano la fama di Israele. Israel cantava muito bem. Che Israele cantava molto bene. Canções maravilhosas. Canzoni meravigliose. Quando eles foram para a Babilônia, Quando loro sono stati deportati in Babilonia, os babilônicos pediram que eles cantassem. e allora gli oppressori gli chiedevano di cantare. Mas eles estavam com o coração muito ferido. Ma loro avevano il cuore molto ferito. Você já ficou com o coração ferido? Ti sei già trovato in una situazione del genere? Não dá ânimo, Non c'è animo, não dá alegria, non c'è gioia, não dá vontade de cantar. non c'è la voglia di cantare. Eles pegaram as harpas deles E quindi loro hanno preso le loro arpe e penduraram nas árvores.
árvores. e le hanno appese sui salici. Aqui há duas imagens Qui ci interessantes. sono due immagini interessanti. Salgueiros I salici eram árvores da planície da Babilônia. erano degli alberi della pianura di Babilonia. E as harpas eram instrumentos comuns no meio de E Israel. quindi le arpe erano strumenti comuni in mezzo a Israele. A harpa tinha uma importância muito grande. L'arpa ricopriva un ruolo importante. Era como se fosse uma guitarra, um violão nos nossos dias. Era come se fosse una chitarra nei nostri giorni, Um instrumento de corda. uno strumento a corde. Mas a harpa tinha uma função maravilhosa. Ma l'arpa aveva una funzione meravigliosa. Só se usava a harpa para canções alegres. Si usavano l'arpa soltanto per delle canzoni gioiose. Aquele som aberto, maravilhoso da Quel harpa. suono aperto, meraviglioso dell'arpa. Era usado quando eles estavam felizes. Loro le usavano quando erano felici. Mas agora eles não estavam felizes. Ma ora loro non erano felici. Eles estavam sangrando. Loro sanguinavano. Estavam oprimidos. Loro erano oppressi. Então eles pegaram as harpas e penduraram nas E árvores. quindi loro hanno preso le loro arpe e hanno appeso sugli alberi. Eles não queriam cantar. Loro non volevano cantare. Eles não queriam falar nada a Deus. Loro non volevano dire niente a Dio. Estavam decepcionados. Erano delusi. Uma vez eu li um livro muito interessante. Una volta ho letto un libro molto interessante. Livro de Philip Yancey. Un libro di Philip Yancey Que dizia: che diceva decepcionado com Deus. delusi con Dio. Você já ficou decepcionado com Deus? Sei mai stato deluso con Dio? Você espera uma coisa de Deus e ela não Tu acontece. aspetti qualcosa da Dio e questa cosa non avviene? Isso parece até um pecado nosso. E sembra anche un peccato da parte Mas nostra. Deus sabe que nós às vezes nos decepcionamos. Ma Dio sa che a volte noi ci deludiamo, Que nós ficamos frustrados até com Ele. che noi ci frustriamo anche nei suoi confronti. Mas Deus nos tolera. Ma Dio ci tollera. Deus tem misericórdia. Dio ha misericordia. Então Israel não queria cantar. E quindi Israele non voleva cantare. Eles não louvavam mais a Deus. Loro non lodavano più Dio. Mesmo os babilônicos pedindo para ele canções. Anche quando i babilonesi gli chiedevano di cantare. Eles então penduraram as harpas dos E salgueiros. quindi loro hanno appeso le loro arpe sui salici. Penduraram os seus instrumentos. Loro hanno appeso i loro strumenti musicali. Veja então esta segunda imagem. Allora guardate questa seconda immagine. Na primeira imagem eles estavam sentados na beira do rio. Nella prima immagine loro si trovavano seduti sui pressi del fiume. O rio estava passando e eles se sentavam para Il chorar. fiume passava, scorreva e loro si trovavano lì seduti. E a mensagem de Deus é: levante-se da beira E do il rio. messaggio di Dio è: alzatevi dai pressi fiumi. A segunda imagem é Il das secondo harpas immagine è penduradas. questo, che hanno appeso le arpe ai salici. As harpas penduradas nas árvores. E le arpe appese agli alberi. E agora a palavra de Deus para nós. E adesso la parola di Dio per noi. Se queremos ter o coração curado, Se vogliamo avere il cuore guarito, nós temos que retirar as nossas noi harpas. dobbiamo ritirare le nostre arpe. Qual é a imagem das harpas? Qual è l'immagine delle arpe? É o nosso louvor. È la nostra lode. São os nossos dons. Sono i nostri doni. São os nossos talentos. Sono i nostri talenti. São as nossas potencialidades. Sono le nostre potenzialità. Veja como Satanás faz. Allora vedete come fa Satana. Ele fere seu coração. Lui ferisce il tuo cuore. Ele joga setas na sua cabeça. Lui lancia delle frecce nella tua mente. Ele manda pensamentos intrusivos em você. Lui manda dei pensieri intrusivi in te. Ele manda pensamentos destrutivos. Lui manda dei pensieri distruttivi Para que você prejudique a sua vida. perché tu possa avere la tua vita disturbata. Ele diz que você não vai conseguir. Lui dice che tu non ce la farai. Ele afeta sua autoimagem. Lui affetta la tua autoimmagine. Ele afeta sua autoestima. Lui affetta la tua autostima. E aí você não consegue mais exercer os seus dons. E quindi tu non riesci più a esercitare i tuoi doni. Veja o que o coração ferido de uma pessoa pode fazer. Vedi ciò che il cuore ferito di una persona può fare. Ela fica se diminuindo. Questa persona si sminuisce. Ela se esconde. Questa persona si nasconde. Ela não serve a Deus. Non serve Dio. Ela não usa seus dons. Non usa i suoi doni. Ela não usa seus talentos. Non usa i suoi talenti. Ela não usa seus potenciais. Non usa le sue potenzialità. Pessoas feridas estão acuadas. Persone ferite si trovano lì sminuite. E o inimigo trabalha muito isso dentro da E igreja. il nemico lavora molto questo all'interno delle Ele quer chiese. ferir seu coração. Lui vuole ferire il tuo Ele quer cuore. machucar você. Lui vuole ferirti. E ele faz com que você fique quieto. E lui farà con che tu ti fermi. Aí você não quer mais servir a Deus. Allora tu non vuoi più servire Dio. Aí você se sente muito pequeno. Quindi tu ti senti molto piccolo, Você não
smarrito. você não consegue mais louvar a Deus. Tu non riesci più a lodare Dio. Há pessoas que não conseguem mais cantar. Ci sono delle persone che non riescono più a cantare. O louvor tem uma função muito La importante. lode ha una funzione molto importante. Quando eu estou louvando a Deus, eu estou abrindo a minha alma. Quando io lodo Dio, io apro l'anima mia. Eu estou exaltando ao Senhor. Io esalto il Signore. Eu estou fazendo bem a mim mesmo. Io faccio del bene a me stesso. E quando esse louvor é do fundo do E coração, quando questa lode scaturisce dal profondo del cuore, Deus recebe a nossa adoração. Dio riceve la nostra adorazione. Mas o inimigo não quer que você Ma il cante. nemico non vuole che tu canti. Porque o canto alegra o coração. Perché il canto rallegra il cuore. Então, uma das características de uma pessoa que está mal, E quindi una delle caratteristiche di una persona che sta male, uma pessoa que está deprimida, una persona che è depressa, uma pessoa que está com o coração ferido, una persona che ha il cuore ferito, é que ela não canta mais. è che questa persona non canta più. Ela fica calada na Questa congregação. persona sta zitta mentre la chiesa loda. Ela fica calada na casa dela. Questa persona rimane zitta a casa sua. Ela não consegue abrir a sua boca. Questa persona non riesce ad aprire bocca. E ela não consegue adorar a E Deus. quindi questa persona non riesce ad adorare Dio. Quanto mais você adora, Tanto più tu adori, o coração é curado. il cuore è guarito. Quanto mais você louva, Tanto più tu lodi, Deus cura você. Dio ti guarisce. Você se lembra de Paulo e Silas na prisão? Ti ricordi di Paolo e Sila imprigionati? Eles estavam também feridos. Anche loro erano feriti. Havia um ferimento físico. C'erano delle ferite fisiche. Havia uma dor física. C'era un dolore fisico. Eles foram maltratados. Loro sono stati maltrattati. Eles foram desprezados. Loro sono stati disprezzati. Jogados no cárcere. Loro sono stati lanciati nel O carcere. corpo devia estar doendo. Il corpo era dolorato. Mas à meia-noite resolveram adorar a Deus. Ma a mezzanotte hanno deciso di lodare Dio. À meia-noite resolveram cantar ao A Senhor. mezzanotte hanno deciso di cantare al E Signore. eles começaram a abrir a boca. E loro hanno aperto la loro bocca. Não havia esses instrumentos. Non c'erano questi strumenti. Não tinha um templo bonito como Non este. c'era un bel tempio come questo. Mas havia um coração conectado a Deus. Ma c'era un cuore connesso a Dio. E eles começaram a louvar a E Deus. loro hanno cominciato a lodare Dio. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos E la Bibbia louvores. dice che Dio dimora in mezzo alla lode. E houve tanto poder naquele E lugar c'è stata tanta potenza in quel luogo que a cadeia começou a tremer. che il carcere ha iniziato a tremare. Houve um terremoto C'è naquele stato un lugar. terremoto in quel As carcere. cadeias foram abertas. Le catene sono state spezzate. O louvor liberta. La lode libera. O louvor La liberta. lode libera. O louvor La liberta. lode libera. E as cadeias foram abertas. E quindi quelle catene sono state spezzate. E um homem ouviu aquela canção e se E converteu. un uomo ha sentito quella lode e si è convertito. Era o carcereiro. Era il carceriere. E aquela madrugada foi longa. E quella notte è stata lunga. Eles saíram da cadeia. Loro hanno lasciato il carcere. Eles foram na casa do Loro carcereiro. sono andati in casa del carceriere. Paulo pregou sobre Jesus, a família do carcereiro. Paolo ha predicato su Gesù in casa del carceriere. E a família do carcereiro se E converteu. la famiglia del carceriere si è convertita. E naquela madrugada, E in quella notte eles foram batizados. loro sono stati battezzati. E houve grande E alegria. c'è stata molta gioia. O louvor liberta. Perché la lode libera. Tudo começou na adoração e no Tutto è louvor. iniziato a partire di quella lode e adorazione. E depois que eles se batizaram, E dopo che loro sono stati battezzati, Paulo e Silas e todos voltaram para a cadeia. Paolo e Sila sono rientrati in E carcere. ficaram esperando a manhã seguinte. E sono stati lì ad aspettare fino alla mattina. Há muito poder na C'è adoração. molta potenza nell'adorazione. Então eu quero dizer a você nesta manhã, Quindi io voglio dirvi se stamattina, você passa um momento difícil na sua se vida, tu stai passando un momento difficile nella tua vita, se alguém feriu a você ou a igreja, se qualcuno ha ferito te e la Chiesa, a primeira coisa é que você tem que se levantar na beira do rio. la prima cosa è che tu ti devi alzare, rialzare dai presso i fiumi. E a segunda coisa é que você tem que pegar as harpas do E la salgueiro. seconda cosa è che tu devi prendere la tua arpa dal salice. Pegue o seu dom, o seu talento. Riprendi il tuo dono, il tuo talento. Pegue o seu potencial. Riprendi il tuo potenziale. Pegue louvor Riprendi la tua lode. e comece a entregar a Deus. E inizia a consegnare a Dio. Sirva a Deus. Serva Dio. Trabalhe para Deus. Lavora per Dio. Um crente que trabalha, ele tem contentamento. Un credente che lavora è contento. O diabo não gosta que você trabalhe. Il diavolo non vuole che tu lavori. Então levante-se da beira do Quindi rio. alzati dai presso i fiumi. Aprenda a glorificar a Deus no seu Impara a sofrimento. glorificare a Dio in mezzo alle sofferenze. Aprenda a glorificar
glorificar a Deus no momento difícil. Impara a glorificare a Dio nei momenti difficili. Busque a Deus. Cerca Dio. Ore a Deus. Prega Dio. E Deus vai abençoar a sua E vida. Dio benedirà la tua vita. Ele vai curar o seu coração. Dio guarirà il tuo cuore. Às vezes, nos momentos mais difíceis, A volte nei momenti più difficili Deus nos dá grandes Dio ci experiências. dà grandi esperienze. Aconteceu algo muito interessante numa igreja lá no Brasil. È successa una cosa molto interessante in una chiesa in Brasile. A casa de um pastor foi assaltada. La casa di un pastore è stata derubata. O ladrão entrou na casa do pastor, Il ladro è entrato nella casa del pastore, amarrou o pastor, l'ha legato, amarrou a família do ha pastor, legato la famiglia del pastore e agora ele pega a chave do carro do pastor e adesso lui prende la chiave della macchina del pastore e ele começa a colocar dentro do carro do pastor todas as coisas de dentro da casa. e allora lui inizia a mettere dentro la macchina del pastore tutte le cose di valore che c'era in quella casa. Ele coloca o computador, o telefone, a televisão, tudo Lui dentro do mette il carro. computer, il televisore, tutto quello che c'era valore. O pastor estava amarrado, a esposa amarrada e a filha amarrada. Il pastore era legato, la moglie legata e la figlia legata. Era um homem de Deus, Era un uomo di Dio, um homem sério, un uomo serio, pregador do evangelho. predicatore del Vangelo. Aí você pensa, mas pastor também pode ser assaltado? E quindi tu pensi, ma anche un pastore può essere derubato? Pastor pode sofrer esse tipo de coisa? Un pastore può soffrire questo tipo di cosa? Sim, qualquer um de nós. E certo, chiunque. A Bíblia diz que o sol brilha para justos e para injustos. La Bibbia dice che il sole nasce per i giusti, sia per i giusti che per gli ingiusti. No mundo tereis aflições. Nel mondo avrete tribolazione. Todos nós passamos problemas. Tutti noi passiamo per Todos tribolazioni. nós temos problemas na família. Tutti noi abbiamo problemi in Todos famiglia. nós temos sofrimentos. Tutti noi abbiamo delle O sofferenze. pastor então estava amarrado dentro de E casa. quindi il pastore si trovava legato dentro casa. Quando o ladrão acabou de pegar as coisas, Quando il ladro ha finito di prelevare le cose, ele estava indo embora. lui stava andando via, O pastor está amarrado. il pastore era legato. E agora o pastor fala. E adesso il pastore parla E perguntou: você vai embora? e chiede, ma tu te ne andrai? O ladrão achou aquilo estranho. Il ladro ha trovato quello strano. Sim, eu vou embora. Certo, io me ne vado. Você não pode ir embora. Ma tu non puoi andare O via. pastor disse: você não vai embora. E il pastore ha detto, tu non te ne andrai. E o ladrão achou aquilo uma audácia. E il ladro ha trovato questo un'audacia. E o pastor declarou: E il pastore ha dichiarato, ninguém entra na minha casa nessuno entra in casa mia sem receber oração. senza ricevere una preghiera. Eu vou orar por você. Io pregherò per te. Largue a sua arma. Lascia la E o tua pastor arma. está amarrado. Poggia la tua arma. Il pastore si trovava legato. Deus deu uma autoridade ao pastor. Dio ha dato un'autorità a quel E o pastore. ladrão obedeceu. E il ladro ha obbedito. Abaixou a arma. Ha abbassato l'arma, ha E o appoggiato pastor l'arma. começou a orar pelo ladrão. E il pastore ha cominciato a pregare per quel Senhor ladro. Deus, Signore Dio, este homem vai para o inferno. questo uomo andrà all'inferno. Ele roubou tudo da minha Lui ha casa. rubato tutto di Ele casa é um mia. ladrão. Lui è un ladro. Ele não conhece Jesus. Lui non conosce Gesù. Ele vai arder no fogo do Lui inferno. arderà nel fuoco Que dell'inferno. dia ele possa ter uma oportunidade. Che un giorno lui possa avere Que ele vai passar un'opportunità. toda a eternidade longe do Senhor. Perché lui passerà tutta l'eternità lontano dal Signore. E tudo que ele roubou aqui não terá valor. E tutto ciò che lui ha rubato non avrà alcun Mas a valore. sua alma estará completamente destruída. Ma la sua anima sarà completamente distrutta. Eu oro ao Senhor por este homem. Io prego il Signore per questo Em uomo. nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Quando ele acabou de orar, Quando lui ha finito di pregare, o ladrão olhou para o pastor e disse: il ladro ha guardato il pastore e ha detto, Pastor, pastore, vamos negociar. facciamo un negozio. Esta oração foi muito forte. Questa preghiera è stata molto forte. Nós vamos fazer o seguinte, Noi pastor. faremo così, pastore. Eu não quero mais roubar o senhor, Io non ti voglio più derubare, mas eu vou levar o seu carro. ma io porterò la tua macchina. Já está com tudo dentro. Ha già tutto dentro, Mas amanhã, ma domani às 7 da manhã, alle 7 di eu mattina vou deixar o seu carro io lascerò la tua com macchina todas as coisas con tutte le cose dentro debaixo da ponte da cidade. sotto il ponte della città. Eu não quero isso, Io non voglio questo, mas o senhor continue orando por mim. ma tu devi continuare a pregare per me. No dia seguinte, Il giorno seguente, às 7 da manhã, alle 7 di mattina, o homem deixou o carro com tudo dentro na ponte da l'uomo ha cidade. lasciato la macchina con tutto dentro sotto il ponte della città. Era um ladrão de palavra. Era un ladro di parola, Era um ladrão honesto. era un ladro onesto.
E ele então deixou as coisas, o pastor foi e pegou o carro. E quindi lui ha lasciato le cose del pastore lì. No domingo o pastor está pregando na igreja. E domenica il pastore predicava in E chiesa. por causa da experiência que o pastor teve na casa, E a causa dell'esperienza che il pastore ha avuto in casa sua, ele então tomou uma decisão. quindi lui ha preso una Eu vou decisione. pregar sobre o ladrão da cruz. Io predicherò sul ladro della croce. E il ele começou a malfettore della pregar croce. sobre o ladrão, lembrando do que ele tinha passado. E quindi il pastore ha iniziato a predicare sul ladro della croce, Quando ele sta pensando a quello pregando- che lui aveva subito. Pregando o evangelho então, Mentre lui predicava il Vangelo, quem entra pela porta? chi entra attraverso la porta? O homem que ele havia estado com ele. Il ladro che era stato con lui. O ladro que havia roubado ele e levado as coisas. Il ladro che l'aveva derubato e aveva portato con sé le E que robe. depois devolveu. E quindi poi ha E restituito. naquela E in noite, quella notte, in quella o homem sera, tomou uma decisão por Jesus. l'uomo ha preso una decisione per Gesù. O homem veio à frente e entregou sua vida a Jesus. L'uomo è venuto davanti e ha consegnato la sua vita a Gesù. Deus faz coisas incríveis. Dio fa cose incredibili. E aquele homem até hoje está na igreja daquele pastor. E quell'uomo fino ad oggi si trova in chiesa di quel pastore. Não tema quando você passar uma tribulação. Non temere quando passerai per una tribolazione. Continue orando como aquele pastor orou. Continua a pregare come quel pastore ha pregato. Continue firme no evangelho. Continui fermo nel Vangelo. Tire a sua harpa do salgueiro. Preleva la tua arma dal salice. Adore a Deus. Adora Dio. Esta é a maneira de Deus curar coração ferido. Questo è il modo che Dio usa per guarire i cuori feriti. Mas agora eu quero falar de uma terceira coisa. Ma adesso ti voglio parlare di una terza cosa. Então presta atenção. Quindi presta attenzione. Para curar um coração ferido, Per curare un cuore ferito, eu tenho que levantar da beira do rio. io mi devo alzare dai presso i fiumi. Eu não posso me entregar à tristeza. Io non posso consegnarmi alla tristezza. Segundo, Secondo, eu tiro a harpa do salgueiro. io prelevo l'arpa dal salice. Eu vou usar os meus dons e talentos. Io userò i miei doni e i miei talenti. Eu vou servir ao Io Senhor. servirò il Signore. Eu vou adorar ao Io Senhor. adorerò il Signore. E não vou ficar calado. Io non resterò zitto. Mas terceiro, Ma terzo, agora vem adesso viene talvez o texto mais difícil da Bíblia do Velho il testo Testamento. più difficile della Bibbia e del Vecchio Testamento. Havia um ódio no coração do salmista. C'era un odio talmente forte nel cuore del salmista. Versículo 7 diz que havia ódio pelos babilônicos. Versetto 7 dice che c'era odio per i babilonesi. Mas os filhos de Edom, Ma i figli di Edom, os edonistas, gli Edoniti, fizeram algo pior. hanno fatto delle cose peggiori. Depois que os babilônicos entraram em Jerusalém, Dopo che i babilonesi sono entrati in Gerusalemme, os edonitas vieram roubando todas as gli coisas. Edomiti hanno rubato tutte le loro cose. E eles destruíram as E coisas. quindi loro hanno distrutto tutto. E eles gritavam: arrasai a cidade, E loro distravano, spianate la città, arrasai a cidade. spianatela. Então os judeus tinham ódio dos E babilônicos. quindi gli ebrei odiavano i babilonesi E eles tinham ódio daqueles edonitas. e odiavano anche gli Edomiti. E havia uma vontade de vingança no E coração. c'era un desiderio di vendetta nel loro cuore. Veja como esse texto é importante na Bíblia. Allora vedi come questo testo è importante nella A Bibbia. Bíblia não esconde as fraquezas das pessoas. La Bibbia non nasconde le debolezze delle persone. A Bíblia não esconde a tristeza. La Bibbia non nasconde la A tristezza. Bíblia não esconde a maldade do coração. La Bibbia non nasconde la malvagità del A cuore. Bíblia não esconde a vingança. La Bibbia non nasconde la E o vendetta. salmista queria se vingar. E il salmista voleva vendicarsi. O versículo 9 é terrível. Il versetto 9 è terribile. Feliz é aquele que pegar a cabeça dos babilônicos. Beato chi afferrerà i tuoi bambini. Feliz é aquele que pegar a cabeça dos filhos dos edonitas. Allora, beato chi afferrerà la testa dei bambini E jogar numa pedra. e li sbatterà contro la roccia. Essa imagem é terrível. Questa immagine è terribile, Mas ela é importante. ma è importante. Porque aqui é uma confissão. Perché qui c'è una confessione. Uma confissão de mágoa. Una confessione di amarezza. Uma confissão de ferimento. Una confessione di ferimento. Essa confissão é muito importante. Questa confessione è molto importante. Toda cura de um coração ferido começa com confissão. Ogni guarigione di un cuore ferito inizia con la confessione. Se você tem um ferimento na sua alma, Se tu hai una ferita nella tua se anima, alguém machucou você, se qualcuno ti ha ferito, se alguém violentou você há muitos anos, se qualcuno ti ha violentato molti anni fa, a primeira coisa que você precisa fazer é la confessar. prima cosa che tu devi fare è confessare, É dizer a verdade. è dire la É
verità. Dizer o que você está sentindo. Dire ciò che senti. Mesmo que isso seja terrível. Anche se questo può risultare una cosa terribile. Ah, eu tinha vontade que jogassem os filhos com a cabeça na pedra. Ah, ma il mio desiderio era prendere i loro figli e sbattere contro la roccia. Este salmo mostra a confissão, Questo salmo fa vedere la confessione, a mágoa. l'amarezza. Deixa eu dizer uma coisa sobre a mágoa. Lasciami dirti una cosa sull'amarezza. A mágoa é um veneno que você joga para dentro de você. L'amarezza è un veleno che tu lanci dentro di te stesso. A gente pensa que a mágoa do coração atinge a pessoa. Noi pensiamo che l'amarezza del cuore affetti O l'altro, ódio atinge a pessoa. che l'odio affetti l'altro. Não, não atinge. No, non affetta. O ódio e a mágoa L'odio e l'amarezza fazem mal a você mesmo. fanno del male a noi stessi. O ódio e a mágoa L'odio e l'amarezza faz mal a quem sente. fanno del male a chi li sente. Não aquela pessoa que eu estou odiando. Non a quella persona che io odio. Não aquela pessoa que eu estou magoado. Non quella persona a cui provo amarezza. Não, ele não vai ser atingido pelo seu sentimento. A quella persona non succederà assolutamente niente riguardo ai tuoi Mas você sentimenti. vai sofrer. Ma tu soffrirai. Então Deus quer arrancar isso do seu E quindi coração. Dio vuole strappare questo dal tuo Deus cuore. não quer um coração ferido. Dio non vuole un cuore ferito. A carta aos Hebreus diz que as raízes de amargura têm que ser arrancadas. La lettera agli ebrei dice che la radice velenosa deve essere strappata. Raízes de amarguras têm que sair do coração. La radice d'amarezza deve essere strappata dal A cuore. palavra grega na carta aos Hebreus La parola greca nella lettera agli ebrei diz que temos que arrancar violentamente. dice che noi dobbiamo strappare con violenza. Temos que tratar logo. Dobbiamo trattare subito. Então uma raiz de amargura não pode crescer. Quindi la radice velenosa non può crescere. Quando a raiz de amargura cresce, Quando la radice velenosa cresce, a Bíblia diz que acontecem duas la coisas. Bibbia dice che succedono due cose. Quando a sua amargura fica profunda, Quando la tua amarezza diventa profonda, o seu ressentimento, il tuo a risentimento, sua mágoa, la tua amarezza, você perturba a você mesmo. tu rechi disturba te stesso. A tua mente fica perturbada. La tua mente soffre. O teu emocional fica perturbado. Il tuo emozionale soffre. E outra coisa, E un'altra cosa, você perturba todos que vivem perto de você. tu fai soffrire tutte le persone che si trovano intorno a te. Você perturba a sua casa. Tu disturbi casa tua, Você perturba os seus colegas no tu trabalho. disturbi i tuoi colleghi di lavoro, Os seus irmãos. tu disturbi i tuoi A sua fratelli, igreja. tu disturbi la tua chiesa. Coração amargurado, ele amargura todo Un mundo. cuore amareggiato reca amarezza dappertutto. E por isso que Hebreus diz que nós temos que arrancar a raiz de Ed è per amargura. questo che in Ebrei dice che noi dobbiamo strappare violentemente la radice Que velenosa. nesta manhã ninguém volte para casa. Che in questa mattina nessuno se ne torni a casa propria. Ninguém volte para casa sem arrancar a raiz. Nessuno se ne torni a casa senza aver strappato la radice. Pelo poder do Espírito Santo. Per la potenza dello Spirito Santo. Arrancar a amargura. La radice dell'amarezza va Arrancar o strappata. ressentimento. Strappare il risentimento. Coloque hoje no altar de Deus. Che tu possa portare davanti all'altare di Dio stamattina. Fale para Deus. Che tu possa parlare a Dio. Senhor, eu estou com raiva. Signore, io provo una rabbia tremenda. Diga o nome da pessoa que te feriu. Di il nome della persona che ti ha ferito. Entregue a Deus. Consegna a Dio. E diga a Deus. E di al Eu Signore. não quero sentir isso. Io non voglio provare più Eu não quero questo. que essa raiz de amargura perturbe a minha vida. Io non voglio che questa radice velenosa disturbi la mia vita. Eu não quero que essa raiz de amargura perturbe as pessoas que eu amo. Io non voglio che questa radice velenosa rechi disturba le persone che amo. Uma vez um muçulmano e um hindu foram procurar a Gandhi. Una volta un musulmano e un indù sono andati da Gandhi. E eles se odiavam, eles se odeiam até hoje na Índia. E loro si odiavano e si odiano fino ad oggi in India. E houve uma guerra em que muçulmanos matavam os hindus. E c'è stata una guerra dove i musulmani uccidevano gli induisti. E os hindus matavam os muçulmanos. E quindi gli induisti uccidevano gli musulmani. E perguntaram a ele como que eu posso curar isso. E hanno chiesto a Gandhi come posso guarire questo. E Gandhi disse a um muçulmano: E Gandhi ha detto ad un musulmano: ache uma criança hindu allora va a cercare un bambino indù e ame essa criança, e ami questo bambino para que Deus arranque isso do seu coração. perché Dio possa strappare questo dal tuo cuore. Mas nós temos algo ainda muito mais poderoso: Ma noi vediamo un qualcosa di ancora più potente. o sangue de Jesus Cristo. Il sangue di Gesù Cristo. O sangue que nos Il lava. sangue che ci lava. O sangue que arranca a raiz de Il amargura. sangue che
strappa la radice velenosa. O sangue que vai tratar com você, Il sangue che ti tratta. que vai tirar o teu ressentimento. Il sangue che porta via il tuo risentimento. Então, quando este salmista está falando com Deus, Quindi quando questo salmista si rivolge a Dio, ele está falando da sua raiva. lui sta parlando della sua rabbia. Você tem que falar da sua raiva. Tu devi parlare della tua rabbia. Fala para Deus o nome da pessoa que te Tu machucou, devi dire a Dio il nome della persona che ti ha ferito, que feriu a tua igreja, che ha ferito la tua que feriu a chiesa, tua casa, che ha ferito la tua que casa, feriu o teu casamento. che ha ferito il tuo casamento, il tuo Fale o nome da matrimonio. pessoa. E di il nome della persona. Coloque diante de Deus Porta davanti a Dio e peça para Deus arrancar essa raiz de e chiede a amargura. Dio di strappare questa radice É velenosa. assim que Deus trata um coração ferido. È così che Dio tratta un cuore ferito. 70 anos de cativeiro, 70 anni in cattività, mas tudo passa. ma tutto passa. E aquilo passou. E anche quello è O passato. profeta Jeremias, Il profeta no Geremia, capítulo 50 e 51 do seu nel livro, capitolo 50 e 51 del suo libro, ele fala da promessa de Deus, lui parla della promessa di Dio, aonde Deus diz o seguinte: dove Dio dice così: eu vou restaurar Israel. io ristorerò Eu vou Israele. restaurar Io Israel. restaurerò Israele. Eu vou restaurar Io Israel. restaurerò Israele. O choro pode durar uma Il noite, pianto può durare una notte, mas a alegria vem de manhã. ma la gioia arriva al mattino. O cativeiro pode durar 70 La anos. cattività può durare 70 anni. Seu sofrimento pode durar 5, 10 La anos. tua sofferenza può durare 5-10 Mas anni. Deus vai curar você. Ma Dio ti guarirà E tudo vai passar. e tutto passerà. E o Senhor vai tratar seu E coração. il Signore tratterà il tuo cuore. Mas nesta manhã, Ma questa mattina o Espírito de Deus lo Spirito di Dio pediu que eu pregasse essa mi ha palavra chiesto di predicare questa sobre parola o coração ferido. sui cuori feriti, E há 3 conselhos. e ci sono 3 consigli. Esses são os 3 conselhos de Deus para você. Questi sono i 3 consigli di Dio per te. Não fique chorando na beira do rio. Non restare lì a piangere sui pressi dei fiumi. Agora pare de chorar Adesso tu devi smettere di e piangere. diga para você: eu vou me levantar. E tu devi dire a te stesso, io mi rialzerò. O segundo conselho: Il secondo consiglio, arranque a sua harpa do salgueiro. togli la tua arpa dal salice. Pegue os seus potenciais. Riprendi le tue potenzialità. Pegue tudo de bom que você tem Riprendi tutto di buono che e hai. vai servir a Deus. E vai a servire Dio. Vai louvar a Deus. Vai a lodare Dio. Vai ser servo do Senhor. Vai ad essere servo di Dio. E Deus vai te abençoar. E Dio ti benedirà. E a terceira coisa: E la terza cosa, confessa. confessa. Fale para Deus Parli con il da Signore. dor que você está sentindo. Parla col Signore del dolore che senti, Daquilo que fez mal a di você. quello che ti ha fatto del male. Coloca o veneno para fora. Allora che tu possa mettere il veleno fuori del tuo corpo. E se nós fizermos essas 3 E coisas, se noi facciamo queste 3 cose, Deus vai sarar o coração ferido. Dio risanerà il cuore ferito. Você acredita nisso? Tu credi a questo? Você crê que Deus pode curar? Tu credi che Dio possa guarire? Ele pode curar qualquer ferida. Dio può guarire qualsiasi ferita. Ele pode tratar qualquer coração. Dio può trattare qualsiasi cuore. E hoje de manhã, E stamattina não é de noite, non è di notte, não é amanhã, non è domani, não é na terça-feira. non è martedì. O Senhor vai tratar o seu Il coração. Signore tratterà con te. Hoje, Il Signore risanerà il tuo cuore oggi mediante a sua palavra. mediante la sua parola. Como ele operou naquela prisão quando estava Paulo e Silas. Come lui ha operato in quella prigione quando c'era Paolo e Sila. Então agora eu quero convidar você a ficar em pé. E quindi adesso ti voglio invitare ad alzarti. Que você pudesse agora fechar os seus olhos. Che adesso tu possa chiudere i tuoi occhi. Que você possa agora olhar para dentro de você mesmo. Che tu possa guardare dentro di te stesso. E a pergunta que eu quero fazer: E la domanda che voglio farti: será que há alguma ferida no seu coração? c'è una ferita nel tuo cuore? Alguma ferida na sua alma? Una ferita nella tua anima? Alguém machucou você? C'è qualcuno che ti ha ferito, ti ha fatto del male? Alguém fez mal a você? Qualcuno ti ha fatto del male? O ministério de louvor da igreja vai estar aqui. Il ministero di lode della Chiesa adesso verrà qui davanti. E nesse momento nós vamos estar concentrados diante de Deus. E in questo momento noi ci concentreremo davanti a Dio. Esse é um momento muito importante. Questo è un momento molto importante. É o momento de nós olharmos para dentro de nós. È un momento in cui guarderemo dentro di noi stessi. Pode ser que esta ferida tenha muitos anos na sua vida. Può darsi che questa ferita abbia molti anni. Ou pode ser que este ferimento aconteceu recentemente. O può darsi che questa ferita sia di poco tempo fa.
Mas agora eu gostaria que você colocasse diante de Deus. Ma adesso io vorrei che tu portassi davanti a Dio, Diga a Deus o nome daquele que te feriu. che tu possa dire a Dio il nome di colui che ti ha ferito. É só você e Deus. È solo tra te e Dio. A pessoa que está ao seu lado não precisa ouvir o nome, La persona che si trova al tuo fianco non deve sentire il nome, mas você vai colocar diante do Senhor ma tu porterai davanti al o Signore nome desta pessoa. il nome di questa E persona. você diga, Senhor, aqui está a minha ferida. Che tu possa dire, Signore, ecco qua la mia ferita. Mas agora eu me levantei da cadeira. Ma adesso io mi sono alzato da questa sedia. Eu não vou ficar sentado na beira do rio. Io non resterò seduto sui pressi dei fiumi. E agora, Senhor, eu quero pegar a minha harpa que está pendurada. E adesso, Signore, io voglio riprendere la mia arpa che era appesa. E agora eu quero confessar ao Senhor. E adesso io voglio confessare al Eu quero Signore. trazer esse nome diante do Senhor. Io voglio portare questo nome davanti al E Signore. eu vou fazer um desafio agora. E io adesso farò una sfida. Se algum irmão ou irmã Se c'è un fratello o una sorella que está aqui diante de Deus che si trova qui davanti a Dio quer trazer alguma coisa ao altar do e Senhor, vuole portare qualcosa davanti all'altare del eu Signore, quero orar por você, eu quero convidar você a vir aqui agora. io voglio frente. pregare per te, ti voglio invitare a lasciare il tuo posto e venire qua davanti in questo Saia momento. de onde você está e venha até aqui, eu vou Lascia il orar por posto você. dove sei e vieni qui davanti. Não se constranja. Non c'è constrangimento. Esse é o momento pessoal, você e o Espírito Santo. Questo è un momento personale tra te e lo Spirito Santo. Traga essa pessoa, traga o nome dessa pessoa. Porta qua davanti il nome di questa persona. Traga aquele que te feriu. Porta qua davanti colui che ti ha ferito. Pode ser dentro da sua casa ou não. Può darsi dentro o fuori di casa tua. Pode ser dentro da igreja ou não. Può darsi dentro o fuori dalla chiesa. Traga o nome e coloque no altar. Porta un nome davanti all'altare. Nós vamos ouvir uma canção agora enquanto você vem. Noi ascolteremo una lode mentre tu lasci il tuo posto e vieni qui davanti. Todos aqueles que o Espírito Santo tocou o coração. Tutte le persone a cui lo Spirito Santo ha toccato il cuore. Se há uma ferida, Se c'è una eu ferita, vou pedir que você venha aqui à io frente. ti inviterò a venire qui davanti. Isso é um ato de Deus com você. È un atto tra te e Dio. Não venha porque outros vieram. Non venire perché altri sono venuti. Não venha porque outras pessoas estão aqui. Non venire perché altre persone si trovano qui Mas davanti. se o Senhor falou com você Ma se il Signore ti ha parlato e há alguém que você tem que se libertar, e c'è qualcuno da cui tu ti devi liberare, se há uma ferida a ser tratada, se c'è una ferita che deve essere trattata, em nome de Jesus, se liberte da sua cadeira e venha até nel aqui. nome di Gesù liberati dal tuo posto e vieni qua davanti. Graças a Deus. Grazie a Dio. Vamos ouvir esta canção, depois eu vou orar. Ascolteremo questa lode e poi io pregherò. Aleluia. Alleluia. Que o Espírito Santo trabalhe agora. Lo Spirito di Dio opera in questo momento. É com você que Deus está falando. È con Dio, è con te che Dio sta parlando. Faça isso. Fai questo Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio. É você e Deus. È tra te e Dio. Le stelle del cielo. Só você e Deus sabem. Solo te e Dio sanno. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio. Ti mostrerò La sabbia del mare, se la puoi contare. Entregue ao Senhor esse nome. Consegna al Signore questo nome. Que Deus feche a sua ferida hoje. Che Dio guarisca la tua vita oggi. Amém. Se la puoi contare. Se la puoi immaginare.
sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la mia benedizione sarà su di te. Uma nova história. Una nuova storia Dio ha per me. Uma nova história. Ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Senhor Deus, Signore Dio, louvado seja o teu nome por essa manhã. lodato sia il tuo nome per questa mattina. Obrigado pela tua palavra. Grazie per la tua parola. Eu quero colocar diante do Senhor essas vidas. Io voglio presentare davanti al Signore queste vite. Meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente, Miei fratelli e sorelle che sono qui davanti, trazendo ao Senhor os seus ferimentos, portando davanti al Signore le loro sofferenze, as mágoas e as dores, le loro amarezze e i loro dolori, coisas que foram causadas há muitos anos ou cose causate recentemente. molti anni fa o di Que o recente. teu Espírito Santo possa cuidar deles. Che il tuo Spirito Santo possa prendersi cura di loro, Que eles se levantem em nome de Jesus. che loro si rialzino nel nome di Gesù, Que eles peguem as suas harpas dos che loro salgueiros. riprendano le loro arpe dal salici E que eles confessem agora as suas e fraquezas, che loro confessino adesso le loro seus debolezze, ressentimentos. i loro risentimenti, Que aqueles que fizeram mal e coloro che gli hanno fatto del male fiquem agora no altar do Senhor. possono restare davanti all'altare del Que o Signore, coração fique leve. che il cuore diventi leggero, Que o coração seja curado. che il cuore sia guarito, Que a raiz de amargura seja retirada. che la radice velenosa venga strappata, Enxuga dos olhos as lágrimas. asciuga dagli occhi le E lacrime abençoa, Senhor. e benedice, Que a Signore, tua paz, que excede todo che la entendimento, tua pace che sopravanza ogni intelligenza possa invadir cada coração. possa entrare in ogni E cuore, que esta manhã e che questa mattina seja uma manhã de libertação desse sia cativeiro. una mattina di liberazione da questa cattività. Saia desse cativeiro. Esca da questa cattività, Que a tua graça esteja sobre cada um. che la tua grazia riposi su ciascuno di loro, E suas famílias. sulle loro famiglie. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù Eu entrego cada um desses irmãos e io irmãs. consegno ognuno di questi fratelli e sorelle Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém. Amen. Uma nova história Una nuova storia Deus está fazendo na sua vida. Dio sta facendo nella tua vita. Amen. Amen. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai, sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Amen. Ora avremo il nostro momento di decime offerte e che noi possiamo donare, che noi possiamo dare le nostre decime con la consapevolezza che tutto quello che noi diamo, anche se è poco, anche se non sappiamo poi come affrontare il resto della settimana, il resto del mese, il Signore ci darà la forza, il Signore ci darà i mezzi per affrontare tutto ciò. Noi abbiamo appena visto, il Signore ha liberato tanti cuori, il Signore ha liberato molti cuori stamattina
e che noi possiamo affrontare tutto questo con la consapevolezza che c'è un risveglio, c'è una nuova storia. Cantiamo la prossima canzone che fa Giubilo Chiesa, prorompi in alte grida di gioia. Una grande raccolta è già pronta per te. Amen. Abbiamo appena cantato che c'è una nuova storia, un nuovo tempo e che noi possiamo ricevere tutto questo essendo forti nel Signore, avendo la sicurezza nel Signore, non la sicurezza nelle nostre capacità, non la sicurezza nei nostri beni materiali, ma la sicurezza che viene da Lui. Amen. Chiesa, prorompi in alte grida di gioia, perché una grande raccolta è già pronta per te. Colui che ti parla è tuo Dio, il Creatore è tuo sposo. Nella mia immensa grazia avrò compassione di te. Avrò cura di te. Allarga il luogo della tua dimora, allarga il luogo della tua dimora. Ti stendi i tuoi beni senza risparmio, ti stendi i tuoi beni senza risparmio. Allunga le corde e rifassa il tuo piano, allunga le corde e rifassa il tuo piano, perché
grazie Padre, perché ogni giorno Padre, ogni giorno si rinnovano le tue misericordie Padre, ogni giorno tu sei qui accanto a noi Padre, ogni giorno sei pronto a rialzarci Padre, ogni giorno sei pronto a ristabilirci, ogni giorno sei pronto Padre a sanare i nostri cuori Padre e sanare per completo Padre. Ti ringrazio per tutto quello che ci dai ogni giorno Padre. E ti ringrazio perché c'è un domani, Padre. Ti ringrazio perché c'è speranza, Padre. Ti ringrazio perché c'è vita, Padre. Ti ringrazio perché noi possiamo nuovamente avere vita, Padre. Grazie a te. Ti ringrazio per tutto questo. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. È qua. Ok, invito i fratelli che devono distribuire gli elementi, per favore, della cena del Signore, di prendere i vassoi e portarli qua davanti, i nostri diaconi. Avremo il momento della cena del Signore. Mentre i diaconi si preparano, vogliamo ricordarci che cosa il Signore Gesù ha fatto quell'ultima notte in cui Lui è rimasto in vita, no? Lui si trovava insieme ai Suoi discepoli e non so tu cosa faresti se fossi consapevole che è l'ultimo giorno della tua vita. Gesù ha condiviso il suo tempo con le persone che più amava, ossia i Suoi discepoli, quelli che Lui già considerava i Suoi fratelli. E c'è una scena bellissima proprio nel momento in cui Gesù distribuisce gli elementi, no? Vi ricordate che Giovanni appoggia la testa sul petto di Gesù, no? Perché Gesù aveva già annunciato chi lo avrebbe tradito. E ha detto: Maestro, ma sono io. Sì, perché lui chiedeva questa cosa? Perché lui sapeva, come tutti gli altri discepoli, che dentro nel suo cuore veramente lui in qualche modo avrebbe tradito Gesù. E quante volte noi siamo consapevoli che con una parola, con un pensiero, con una nostra azione noi tradiamo il nostro Signore, no? E questo è il momento proprio che il Signore vuole che tu appoggi la tua testa sul suo petto, che tu senti il cuore di Gesù battere per te. Il Signore Gesù ha un cuore che arde di amore per ciascuno di noi, no? Ed è per questo che noi dobbiamo veramente stare in comunione con Dio, sentendo il suo cuore battere per ciascuno di noi, perché Lui ha versato il suo sangue e ha dato il suo corpo per essere ferito affinché noi potessimo essere guariti. Ok? Tu che hai già preso gli elementi, ti invito ad alzarti in piedi, per favore. Tu che hai già preso il pane e il vino, per favore ti invito ad alzarti. E già noi ci mettiamo in uno spirito di condivisione di questi elementi che rappresentano il corpo e il sangue di Cristo, ok? Tu vivi dentro me, tu vivi dentro me, la tua presenza viva in me. Il mio pane è
Avete ricevuto gli elementi? Sì? Ok. Ricordando che il Signore Gesù è stato ferito, il suo corpo è stato martoriato perché le nostre malattie potessero essere guarite, no? E ogni malattia portata ai piedi di Cristo può veramente guarire se lo facciamo con un cuore sincero e volenteroso di liberarci da quello che ci impedisce di camminare con Lui. Amen? Ricordando questo, prendiamo il pane insieme. Nostro Dio, nostro Padre, grazie Signore per questo ricordo che noi facciamo tutte le volte che prendiamo la cena del Signore, questo amore immenso che Tu hai avuto per ciascuno di noi, che possa essere il motivo del nostro cammino, che possa essere, Signore, veramente ogni giorno un ricordo che ci porta alla croce, a Cristo Gesù il Signore. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Adesso faremo una cosa che ho imparato nella mia chiesa di origine insieme al pastore Fabio, ok? È una cosa che mi è sempre piaciuta tanto, sia oggi per questioni igienico-sanitarie, no? Ognuno ha il suo calicino, ognuno ha il suo piccolo goccino di vino, ma nell'ultima cena vi ricordate che il calice era uno, tutti i discepoli hanno bevuto dallo stesso calice, no? Là non temevano i batteri, ok? Oggi noi faremo in modo che questo calice diventi uno solo, ossia ci scambieremo i nostri calici, tu lascerai il tuo posto, girerai per la comunità e farai in modo che questo calice appartenga al tuo fratello e che il calice del tuo fratello appartenga a te e sarà un unico calice alla gloria del Signore, ok? Quindi lascia il tuo posto, dai una parola di benedizione e condividi col tuo fratello questo momento. Ok, adesso funziona. Ok, prendiamo insieme ricordando che rappresenta il sangue di Cristo. Signore, il sangue di Cristo ha lavato tutti i nostri peccati, dal primo all'ultimo, quello che commetteremo anche l'ultimo giorno della nostra vita. Grazie, Signore, perché possiamo presentarci al tuo trono puro, santo, con un abito bianco, perché tu hai lavato, Signore, tutto il nostro passato, tutto il nostro futuro è garantito da te. E quindi ti lodiamo e ti ringraziamo per questa opera profonda, radicale, meravigliosa che hai fatto in ciascuno di noi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.
proprio per ciò che sento. Io so che sei proprio qui con me. Io so che onnipotente sei in te posso ogni cosa, perché forza mi dai. Niente è impossibile in te, i ciechi vedono, le mura crollano, per fede dirò, niente è impossibile, niente è impossibile, niente è impossibile. Niente è impossibile, niente è impossibile, credo in te, 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 Gesù. Amen. Ti ringrazio, Padre, per tutto quello che tu ci stai dando, Padre. Ti ringrazio per le 1000 benedizioni, Padre. E adesso che andremo alle nostre case, Padre, che noi possiamo ricordarci il come tu ci hai trasformato, Padre. E ricordarci che tu sei morto per noi, sei risuscitato per darci vita, Padre, e che ora noi possiamo vivere secondo la tua parola, Padre, sapendo che noi un giorno sì abbiamo peccato, ma c'è qualcuno che è morto per noi, c'è qualcuno che è morto per riscattarci, Padre, c'è qualcuno che è morto per renderci puliti, Padre, e quello sei tu. E ti ringrazio per tutto quello che ci dai, Padre, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, abbiamo qualche annuncio per le attività della nostra comunità. Sì, assistenza sociale che sta funzionando nella nostra comunità, raccolta di beni di prima necessità, vestiti per le famiglie in difficoltà, non solo della nostra comunità, perché noi abbiamo anche un ministero all'esterno della comunità. Abbiamo circa contattato 30 famiglie, circa una trentina di famiglie. Entriamo nelle case, portiamo cibo, portiamo vestiti e portiamo anche la parola di Dio. Quindi, fratelli, contribuite con questo ministero, ok? Seconda, ok, sono aperte le iscrizioni del Kids Camp dal 24 al 29 di giugno. Chiedere informazioni a Cecilia per i costi e per la permanenza, va bene? Ok, ieri sera il pastore Vander ha detto una frase molto interessante, no? Ha detto, un risveglio comincia, chi è che si ricorda? Quando i giovani cominciano a pregare. Allora a dicembre era pronto questo argomento per il prossimo campeggio, che è un prayer camp. Proprio noi studieremo e mediteremo e pregheremo sulla preghiera, ok? Quindi da lì in poi comincerà qualcosa di veramente grande, perché il Signore sta mettendo in ordine tutti i puntini finché questi giovani possano diventare una generazione strong, ok? Di quelle veramente forti. Quindi sono aperte le iscrizioni, mi raccomando, iscrivetevi in fretta perché già altre comunità ci hanno chiesto di poter partecipare. Ci sono 62 posti e siamo già stretti, ok? Prima di cominciare, mi raccomando, se volete iscrivervi, fatelo al più presto. Andiamo avanti. Ok, questo mese facciamo un altro Pathfinder, un incontro, domande e risposte. Vi ricordate che abbiamo già fatto 2 incontri di questo tipo su tutte le questioni spirituali, sociali, che hanno a che fare con risposte che si trovano nella parola di Dio. Dobbiamo decidere il giorno, ve lo comunicherò a breve, ma è un incontro che noi facciamo con i nostri giovani e adolescenti per conoscere meglio il Signore. Ok? Altri annunci? Ok? Ci mandano a casa. Va bene. A 1 maggio incontro. Marcello, vuoi dire qualcosa? Vieni.
Allora, il giorno primo del mese di maggio abbiamo raduno, ecco, il raduno dell'Ode Adorazione riservato a tutti i servitori che lodano, tutti i cantanti, tutti quelli che partecipano al Ministero Lode. Saranno presenti anche delle altre realtà Agape, altre sedi, e anche quelli che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Tutti noi possiamo cantare, possiamo lodare, e quando noi lodiamo cose stupende succedono. Sei invitato. Maggiori informazioni cercate me, cercate la Jacqueline che non c'è oggi, però è sempre al bar, e come ogni 1° maggio c'era anche una grigliata, dovete prenotarla, ok? Pastore è invitato. Grazie. Se non mi invitavi era un problema. Ok, qualcosa d'altro? No, a posto, grazie. Pastor Vander, Pastor Fabio, potete venire qua? E per favore, ci avete dato tanto e vogliamo almeno fare una preghiera per voi, ok? Per il vostro ministero, per il vostro futuro. Okay, possiamo fare un applauso a questi 2 uomini di Dio? Ok, preghiamo per loro, preghiamo per chiudere il nostro culto. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo per quello che abbiamo ricevuto in questi 2 giorni. È una semina, Signore. Adesso sta a noi far crescere, far maturare e portare a frutto. Io ti chiedo, Signore, per questi 2 uomini che stanno predicando la tua parola, sia in Italia che in Brasile, ti chiedo, Signore, che tu possa far fruttificare il loro ministero. E come abbiamo detto ieri sera, si può fare di più, possiamo fare di più, ancora di più di quello che noi pensiamo e crediamo. Ti prego di benedire la vita del pastore Vander in Brasile, qua in Italia, in questo seminario, in questa conferenza che lui farà, di benedire il pastore Fabio nella sua chiesa di Roma, e Signore che noi possiamo vedere i frutti di quello che loro faranno per la tua gloria. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana. Dio vi benedica.